Il centro anticrimine natura dei Carabinieri di Agrigento ha svolto un'imponente attività di controllo nel territorio provinciale, in particolare nella zona del Caricattinese, mirato a verificare le varie fasi del ciclo dei rifiuti. Indagini e attività ispettiva sono state coordinate da Procura della Repubblica e hanno posto fine a un reato in danno all'ambiente di elevate dimensioni. È stata infatti scoperta una cava dismessa di circa 21.000 metri quadrati che era diventata una discarica abusiva della frazione umida che invece di essere trattata e trasformata in compost e quindi successivamente utilizzabile come concime era scaricata in loco alla rinfusa con rifiuti solidi urbani indifferenziati, con dentro tutte le lattine, bottiglie, plastica, bidoni, laterizi, paraurti, insomma c'era di tutto. La cosa non è sfuggita alla dottoressa Elenia Manno, sostituto procuratore titolare dell'indagine, che grazie anche al supporto tecnico dell'ARPA hanno prelevato dei campioni all'interno della vasta area e appurato che i titolari avevano violato le norme ambientali, quindi sono state deferite 3 persone con responsabilità all'interno della stessa azienda. L'area è stata bonificata da parte della ditta dopo 1 anno e mezzo di controlli continui, ripristinandola e portandola così allo stato originale. Questa è un'operazione che è durata circa 1 anno e mezzo e che ha visto praticamente, a seguito dei controlli operati dall'Arma dei Carabinieri sul territorio, l'individuazione di un sito ultimo di destinazione della frazione umida che nelle sue progettualità doveva essere un'ottima operazione di recupero ambientale, ma in realtà non è sfuggito all'Arma che ad essere interrati e stratificati non era il compost che doveva derivare dalla maturazione e dalla trasformazione della frazione organica che le nostre case di fatto ogni giorno producono, ma venivano stratificati e interrati i rifiuti solidi urbani tal quale, quindi frammisti a plastiche, vetri, addirittura anche sfabbricidi piuttosto che residui funerari o anche parti di automobili. Per cui diciamo, immaginate che l'eventuale coltura agraria che doveva nascere al livellamento del vuoto di cava non nasceva proprio sotto i migliori auspici, considerando che nasceva di fatto su un terreno fortemente inquinato. L'operazione nasce proprio dall'attività di controllo e dall'attività di lettura di fatto del territorio. È stato aperto un focus specifico dall'Arma dei Carabinieri di Agrigento proprio sull'attività di recupero, sull'attività di riciclo e sull'attività di smaltimento dei rifiuti. Quindi nell'ambito di queste attività e del più ampio ciclo dei rifiuti noi cerchiamo di costruire le varie fasi e di ricostruire le fasi del ciclo del rifiuto dalla sua produzione di fatto fino al suo smaltimento e fino alla sua finale utilizzazione. Questo ci conduce molto spesso, oltre che a verificare le modalità di conferimento, molto spesso e più nello specifico ci conduce a verificare le procedure di smaltimento di questo rifiuto, e nell'ambito di questo controllo delle discariche è nata questa attività, che sicuramente non è la sola, perché l'attività di monitoraggio di fatto continua quotidianamente da parte dell'Arma, in quanto riteniamo la salubrità dell'ambiente e degli ambienti di vita particolarmente pregnante oggi, anche in considerazione, diciamo così, della forte aggressione che c'è in capo all'ambiente. La zona, comandante? La zona, siamo nel Canicattinese. La provenienza è del centro abitato di Canicattì, ma anche dei paesi, diciamo, orbitanti nella città di Canicattì, che dovevano essere conferite come frazione organica, ma che, come avete visto dalle immagini che abbiamo proiettato, erano di fatto un rifiuto solido urbano indifferenziato. I titolari della discarica sono già stati deferiti all'autorità giudiziaria, per cui si andrà chiaramente a procedere penalmente nei confronti dei responsabili. Tuttavia è stata bonificata l'area sempre con oneri a carico della ditta, quindi i titolari, oltre ad essere deferiti all'autorità giudiziaria, hanno di fatto avuto l'onere di riportare allo status quo ante il territorio che era stato, consentitemi di dire, massacrato. In realtà io faccio appello al senso civico di ognuno di noi, perché la frazione umida dovrebbe essere frazione umida, invece nella frazione umida abbiamo trovato di tutto, quindi fondamentalmente si dovrebbe controllare ogni singolo sacchetto di
di rifiuto che noi conferiamo giornalmente, per cui la responsabilità delle ditte è relativa, nel senso che sicuramente può essere auspicabile, e lo è, un controllo maggiore da parte degli operatori che si occupano della raccolta dei rifiuti.